piano regionale di sanità pubblica, priorità al tracciamento e al sequenziamento per fronteggiare il rischio varianti. Arriva il test antigenico autosomministrato, l'autunno e all'ipotesi terza dose. Zaia, nulla di ufficiale ma siamo pronti. Carenza di infermieri nell'RSA dopo l'allarme lanciato dagli istituti ai nostri microfoni martedì. Oggi l'interrogazione al ministro Speranza da parte di 10 deputati leghisti. Situazione critica nella Marca trevigiana. Domani appuntamento speciale con la nuova edizione straordinaria che inizierà alle 9:15 del mattino. Seguiremo in diretta il viaggio di Zaia sulla nuova linea ferroviaria elettrificata Conegliano-Belluno. Operato nella notte ancora in serie condizioni il 34enne dipendente delle poste accoltellato dal collega ieri sera nella sede di Mestre. Il culmine di una lite, quei 4 fendenti potranno essere mortali, dice il difensore dell'aggredito. I commercianti veneziani che durante l'acqua alta del 2019 hanno subito danni superiori ai 20.000 euro sono ancora in attesa di risarcimenti. L'associazione Piazza San Marco lancia un appello al governo. Sant'Antonio, meno 3 giorni alla festa che il gruppo Media Nord-Est seguirà in diretta domenica per tutto il giorno. Padova e Pellegrini intanto si preparano all'evento con lo storico ritorno di una reliquia che tornerà a Venezia quasi dopo 400 anni. L'arte di Emilia e Mauro, 2 maestri artigiani che nel loro laboratorio di Venezia catturano la luce delle meteorite incastandone i frammenti in gemme. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito ora dai titoli, presentato il nuovo piano di sanità pubblica del Veneto che tiene conto dell'andamento della pandemia. Il tracciamento resta la priorità anche per scongiurare il pericolo varianti. Diciamo ai veneti che noi non abbiamo abbassato la guardia. Siamo un po' come le maison di alta moda, no? Noi stiamo già pensando alla collezione autunno-inverno 2021-2022. Se lo leggete con quella visione capite che non stiamo celebrando la festa della liberazione, ma stiamo schierando tutta l'artiglieria in caso di... Nessun allentamento sul fronte della prevenzione e della lotta al virus. Questo è il principio ispiratore del nuovo piano di sanità pubblica del Veneto, il quarto in 15 mesi di pandemia. Quindi avanti tutta con i vaccini, ma altrettanta attenzione va al tracciamento delle positività e al sequenziamento, con la quarantena che resta a 10 giorni. In tutti i casi in cui ci sia il sospetto di un caso legato a variante deve essere fatto il sequenziamento. In quel caso la quarantena va valutata anche nei contatti a basso rischio. Non a caso il nuovo piano fissa un numero minimo di tamponi al giorno, almeno 150 su 100.000 abitanti, da effettuare non solo nel caso di sintomi ma anche su campione, magari in azienda o nel corso di eventi, con la Regione pronta a introdurre i test antigenici rapidi in autosomministrazione, recentemente approvati a livello europeo. In occasione di eventi, in occasione di eventi sociali oppure familiari allargati, oppure in contesti lavorativi che possono essere anche quelli del turismo, ci sia la possibilità che le persone possano autocontrollarsi e quindi vorremmo portare avanti una sorta di progetto pilota. Tamponi regolari e cadenzati continueranno a essere somministrati al personale sanitario e delle case di riposo ogni 30 giorni per i soggetti vaccinati, ogni 7 per chi non lo è. Capitolo collegato, quello delle visite in ospedale. A giorni arriveranno le nuove linee guida, anche qui i tamponi faranno la differenza. Di certo, ha anticipato Zaia, si andrà verso un superamento degli attuali tempi di visita. 15 minuti non è una visita, è una telefonata. Quanto alle case di riposo, le linee guida ci sono già, ma spesso non vengono rispettate. Un monitoraggio capillare è in corso. Per quelle strutture che abbiamo visto o vedremo che non applicano, ci sarà un richiamo, una lettera nostra in cui diciamo applicate le linee guida che sono state emanate con ordinanza del Ministero. Nel piano vengono poi inserite le modalità per la riapertura in sicurezza sia dei centri diurni anziani per non autosufficienti, che dovranno riaprire tutti, sia dei CEOD disabili, un passo atteso verso la normalità anche per le fasce più fragili e le loro famiglie. Terza dose sempre più probabile, ma al momento non c'è alcun piano ufficiale. In ogni caso, assicura Zaia, siamo pronti. Fondamentale, dice Russo, sarà la risposta anticorpale. Ad ora non esiste la terza dose. C'è però il Green Pass che prevede la scadenza dopo i 9 mesi, per cui non so se sia un preludio, ma ad oggi non c'è. Ufficialmente non c'è nulla, nessun atto formale né del governo né dell'Europa, ma la terza dose è più che un'ipotesi, una cauta certezza che la Regione sta già prendendo in seria considerazione in termini organizzativi. Questo significa mantenimento in prospettiva degli hub vaccinali. Ma noi siamo pronti se arriva. Però, ripeto, ben venga con i medici di base, per carità, però dovremmo capire qual è
al di là della dichiarazione, poi qual è il progetto. Progetto che prima di passare per le istituzioni comunitarie nazionali deve essere certificato dalle aziende produttrici, dice Francesca Russo, dirigente del Dipartimento Prevenzione. Il suo è un ragionamento scientifico che parte dall'andamento della risposta anticorpale, è solo questa che suggerirà se servirà pure una quarta dose o un richiamo periodico come avviene già per altri vaccini. Anche se finiamo la terza dose, se il virus continua a circolare potrebbe essere necessario un ulteriore richiamo, come facciamo per difterite e tetano per tosse, dove facciamo il ciclo base, poi facciamo a 5-6 anni, poi facciamo a 14-15 anni. In attesa di capire cosa ne sarà di questa terza dose, resta un'estate da programmare con le consegne annunciate dal commissario Figliuolo, la famosa spallata attesa a metà mese con Zaia, che da un lato conferma che non sarà fatto nessun open day e dall'altro che AstraZeneca e Janssen continueranno a essere somministrati soltanto agli over 60, bene invece l'ok sempre di Figliuolo alla seconda dose in vacanza per i turisti, come richiesto dalle regioni. È un atto di assoluta raffinatezza, di attenzione nei confronti del nostro ospite, che per noi è sacro. Ed ora parliamo invece della carenza di infermieri nelle RSA. Dopo l'allarme lanciato dagli istituti ai nostri microfoni martedì, oggi l'interrogazione al ministro Speranza da parte di 10 deputati leghisti, situazione critica nella Marca trevigiana. Sentiamo. Guardate che se la situazione rimane questa, al di là del tema degli ingressi, noi fra 6 mesi probabilmente dovremmo chiamare i familiari e un terzo della popolazione anziana ospite delle strutture, dovremmo invitare i familiari a riportarli a casa. Queste le parole di Roberto Volpe, presidente Oripa Veneto, che martedì scorso aveva lanciato l'allarme. La carenza di infermieri ormai sta mettendo in ginocchio le case di riposo. 10 deputati della Lega hanno presentato un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza. Al centro dell'attenzione la situazione RSA in Veneto, soprattutto quelle dell'IPAB Isra di Treviso, che a numeri di posti letto è la più grande della nostra regione. Le case di riposo hanno un minimo di un rapporto fra infermiere e ospiti. Se scende questo rapporto, sono costrette a mandare a casa gli ospiti. Quindi la situazione è veramente, non voglio usare drammatica, ma gravemente seria. Fra l'altro viene sottolineato come la media europea parli di 8 infermieri ogni 1000 abitanti. In Italia questo rapporto scende a 5 infermieri per 1000 abitanti. Ed ancora la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche ha dichiarato che ad oggi nel nostro paese mancano circa 63.000 infermieri. Una situazione che sta esplodendo. Io chiedo quanti anni ci vorranno per formare gli infermieri che mancano. La cosa che chiediamo è di ampliare quel provvedimento che è stato fatto, valido fino al 31 di dicembre, di assumere personale non UE che sia formato, di ampliare questa forchetta per gli anni 2022-2023. Per ora c'è bisogno di un intervento immediato, ma poi bisognerà trovare delle soluzioni definitive. Domani appuntamento speciale con la nostra edizione straordinaria che inizierà alle 9:15 del mattino. Seguiremo infatti in diretta il sopralluogo che il presidente Zaia, l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, il presidente di Rete Ferrovia Italiana Anna Masutti effettueranno sulla nuova linea ferroviaria elettrificata Conegliano-Belluno, che consentirà fra l'altro di effettuare viaggi Venezia-Belluno senza scali e cambi. Tutto questo in vista della partenza del nuovo orario estivo di Trenitalia che scatta domenica 13 giugno. Saliremo nel convoglio e seguiremo con le nostre telecamere il tragitto fino a Belluno, dove poi è previsto un punto stampa dello stesso Zaia. Appuntamento dunque domani mattina alle 9:15 per la diretta. Ed ora siamo invece alla cronaca e torniamo a parlare dell'aggressione tra dipendenti postali a Mestre con l'accoltellamento del 34enne operato nella notte, ancora stabile e ricoverato. Quei 4 colpi difendente potevano essere mortali, dice il difensore dell'aggredito, l'avvocato Francesco Schioppa. Dopo aver subito un delicatissimo intervento nella notte, è ancora ricoverato Valerio, il postale 34enne accoltellato nelle scorse ore dal collega Antonio, 62 anni, nel corso di una lite sul posto di lavoro al centro di smistamento dell'ufficio postale di Via Torino a Mestre. Le ferite all'aggredito potevano essere mortali, dice il suo legale Francesco Schioppa di Mestre. 2 volte al collo, una volta all'addome, una volta al torace. Ritengo che tutti i colpi potessero essere
anche letali. Ora aspetterà ovviamente alla Procura della Repubblica inquadrare magari attraverso un medico legale, inquadrare l'esività di questi colpi, ma certo che la sede è quella tipica di colpi mortali. Restano ancora sconosciute le cause di tanta incontenibile rabbia, precisa l'avvocato. A quanto mi è stato riferito, il soggetto aveva litigato poco prima anche con un'altra collega e mi è stato riferito altresì che Valerio non aveva manifestato alcuna reazione rispetto alla provocazione ed era rimasto zitto e fermo senza dare nessun motivo per poter utilizzare la violenza nei suoi confronti. Tra i due dissapori non erano un fatto nuovo. L'aggressore sembra tenesse il coltello con cui ha inferto i 4 colpi al collega nello zainetto. Tentato omicidio aggravato tra le accuse poste a carico dell'indagato, arrestato dalla polizia postale, con la famiglia dell'aggredito che si dice fiduciosa nell'azione della Procura della Repubblica. E soprattutto intende ringraziare i colleghi di lavoro che l'hanno soccorso praticando manovre d'emergenza subito e interrompendo l'emorragia, i sanitari ovviamente e la polizia postale che è prontamente intervenuta. I commercianti veneziani che durante l'acqua alta del novembre del 2019 hanno subito danni superiori ai 20.000 euro sono ancora in attesa del risarcimento. L'associazione Piazza San Marco ha lanciato un nuovo appello al governo. Sentiamo. 12 novembre 2019. Venezia è travolta da una marea che raggiunge i 187 centimetri, seconda solo al disastro del 1966. Prima e maggiore di un'ondata di acque alte che continueranno a sommergere la città anche nei giorni seguenti. 11 mesi dopo, il 4 ottobre 2020, le paratie del Mose si alzano per la prima volta, separando la laguna dal mare Adriatico ed evitando, sempre per la prima volta, l'acqua alta che avrebbe sommerso la città. 10 giugno 2021, l'alluvione del 2019 e l'esordio del Mose sono già nei libri di storia, ma i commercianti veneziani che più di un anno e mezzo fa hanno subito danni superiori ai 20.000 euro devono ancora ricevere i risarcimenti. L'associazione Piazza San Marco, dopo aver già fatto un primo appello in occasione dell'anniversario dello scorso novembre, chiede ancora che i risarcimenti sopra i 20.000 euro per tutte quelle attività che hanno subito i danni dell'acqua granda siano liquidati. Questi soldi sono necessari per poter proseguire più serenamente in un momento così difficile come è quello del post-Covid 2019. Le chiusure forzate provocate dalla pandemia hanno avuto un effetto devastante in un'economia che poggia le basi sul turismo. Dall'ultima acqua granda si sono succeduti 3 governi sostenuti da maggioranze diverse, ma accomunati dall'assenza di risposte. Siamo purtroppo costretti a insistere perché siamo consapevoli dei problemi che i nostri soci e le attività commerciali della città stanno purtroppo passando. Sappiamo che l'amministrazione si è mossa per far sì che questi soldi arrivino, siamo qui a chiederli accanto a loro perché questa procedura sia il più snella e veloce possibile. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci dunque in studio e domenica 13 giugno festa di Sant'Antonio Rete Veneta emittente del network Media Nord-Est sarà in diretta dall'alba al tramonto per raccontarvi la straordinaria giornata. 2 gli appuntamenti più importanti: lo straordinario ritorno a Padova della reliquia custodita nella Basilica della Madonna della Salute e il pellegrinaggio pomeridiano della statua per le vie della città. La benedizione di Padre Oliviero Svanera e di Sant'Antonio, che emozione! Lo straordinario volo in elicottero di Antonio a benedire i luoghi colpiti dalla pandemia un anno fa. Il ritorno della reliquia dell'avambraccio sinistro del corpo del santo a Padova dalla Basilica della Salute in questo 2021. Sarà giornata di festa per Sant'Antonio il 13 giugno a Padova e in tutte le vostre case, da dove potrete seguire la lunga diretta dall'alba sino al tramonto, trasmessa su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. Un ritorno al santo della reliquia dopo 369 anni.
e lì alla Salute è custodito appunto questa insigne reliquia che verrà portata dal patriarca di Venezia quasi in un ricongiungimento ideale, ecco, delle spoglie del santo qui alla Basilica il 13 mattina, percorrendo ecco, alcuni luoghi anche significativi per una benedizione, per un momento di sosta e di preghiera. Un pellegrinaggio che toccherà l'ospedale All'Angelo, la parrocchia di Sant'Antonio a Marghera, il Covid Hospital di Dolo. Gli uomini e le donne del network Media Nord-Est vi racconteranno questo straordinario viaggio che condurrà la reliquia sotto le cupole del santo, dove resterà per una settimana sull'altare maggiore. Nel pomeriggio la tradizionale statua processionale di Antonio uscirà lungo le vie di Padova con un percorso simbolico per rientrare per la celebrazione eucaristica delle 17. La solenne benedizione del santo in un 13 giugno dal sapore di rinascita arriverà anche nelle vostre case con la diretta che su Rete Veneta proseguirà senza sosta dalle 5:25 del mattino. Noi abbiamo bisogno, credo, di poter alzare gli occhi al cielo, l'abbiamo fatto l'anno scorso e lo facciamo anche con questa modalità, perché i nostri santi, Maria e Sant'Antonio, ci portano al Signore, ci fanno sentire che non siamo soli, che non ci salviamo da soli, che i santi sono la rappresentazione più bella della nostra fede incarnata, perché sono i santi del nostro territorio. Ed è un omaggio corale, quello della città di Padova, da 8 secoli, profondamente legata ad Antonio, il suo santo protettore, dove stanno tornando alcuni pellegrini. Io mi chiamo Antonella, quindi un po' festeggio l'onomastico, ma era anche un po' un richiamo, non so, c'ero già stata da ragazzina, allora avevo voglia di tornare a Padova. Eravamo d'accordo prima che scoppiasse la pandemia l'anno scorso, allora è stata la prima uscita importante dopo la chiusura, dopo le varie limitazioni. Pellegrini dall'Italia come questa coppia di amiche emiliane che hanno scelto il santo per il loro primo viaggio dopo la riapertura, visitatori anche dall'estero come questa giovane studentessa austriaca che sta accompagnando dei familiari. Sono una studentessa Erasmus qua a Padova e sì, loro sono venute a trovarmi perché stiamo visitando la città e è decisamente uno dei punti che si deve vedere qua. Scrigno di cultura, segno di rinascita, la visita alla Basilica sorta in uno dei luoghi della città di Padova più cari a frate Antonio. Per rivedere anche forse in un modo nuovo, speriamo d'ora in avanti il futuro, visto che si spera pian piano di uscire. Una Padova che si veste a festa per il suo santo, con i palazzi che si affacciano sulla piazza già addobbati coi tradizionali drappi, e su Via del Santo questa particolare luminaria donata da un'azienda che in città opera. E ha donato l'installazione di questa immagine del santo e quindi si è deciso di metterla all'inizio di Via del Santo. Ci sembrava anche un contesto giusto visto il periodo di giugno dedicato a Sant'Antonio. Sabato lungo Via Cesarotti tornerà la rassegna d'arte, un inno alla speranza, omaggio al santo. Come ha anche scritto in un post la Basilica su Facebook, Sant'Antonio dacci la luce, e io sono molto d'accordo in questa espressione perché abbiamo proprio bisogno di vedere la luce in fondo al tunnel per poter andare avanti e ripartire. L'avete sentito vicino in questi mesi Sant'Antonio? Ah sì, per noi devo dire che viviamo qui è una cosa importante. La presenza del santo ci dà forza. Continua la campagna di sensibilizzazione di Venetinet, che ha promosso una raccolta fondi per riportare a Venezia il busto marmoreo del doge Giovanni Cornere ricomparso in una casa d'aste di Viterbo. Noi veneti, come è universalmente noto, siamo gli eredi della Repubblica di Venezia, che tra le infinite qualità della sua storia ha anche il pregio di rappresentare un modello straordinario in termini di governance. La mia domanda è però questa: noi veneti siamo degni di questo patrimonio? Essere eredi della Repubblica più longeva della storia e del suo patrimonio culturale, politico e artistico comporta anche delle responsabilità a più livelli, compreso quello di evitare la dispersione di questo patrimonio. Per questo, quando in una casa d'aste di Viterbo è riapparso il busto marmoreo di Giovanni II Corner, 111° doge della Repubblica di Venezia, a Venetinet si sono subito mobilitati.
Noi come Venetinet, associazione che io rappresento, abbiamo lanciato una raccolta fondi per riportare a casa questo Doge, nella speranza che ci ispiri nelle nostre future battaglie. Prima di riapparire nel Lazio, dove sarà battuto all'asta il 24 giugno, il busto del Doge si trovava a Ca' Corner di San Polo. Riportarlo in Veneto riveste un significato simbolico, nel quale a Venetinet ricordano anche il processo di stallo dell'autonomia largamente votata dai veneti nel referendum consultivo del 2017. Chi non aveva problemi di stallo era il Doge Giovanni II Corner, che come ultima vittoria della Marina della Serenissima sconfisse gli ottomani nella guerra di Corfù. Ora noi veneti coevi abbiamo la possibilità di portare o riportare a casa un busto pregevole da un punto di vista artistico, un busto barocco di questo Doge. E adesso andiamo a conoscere la sapiente arte di due maestri artigiani che nel loro laboratorio di Venezia catturano e imprigionano piccoli pezzi di cielo incastonando le meteoriti cadute sulla Terra. Ci si è mai domandati che fine fanno i piccoli asteroidi entrati in collisione con la Terra? A Venezia se lo sono chiesto una coppia di artigiani. Mauro ed Emilia, marito e moglie, hanno avuto un'idea davvero senza predecessori, o almeno al momento non se ne conoscono di equivalenti. Il progetto, tra l'ambizioso e lo stravagante, è di quelli, per restare in argomento, da extraterrestre, catturare la luce di queste stelle cadenti e rinchiuderla sotto forma di gemma. Cose vecchie anche di 4 miliardi e 600 milioni di anni. Unici al mondo per il fatto della produzione di mettere la meteorite tra una fogliolina d'oro o di argento o di qualsiasi altro prezioso e il vetro. La peculiarità è che nello studio di questi meteoriti coinvolti anche i professionisti di questi impatti cosmici, con un'equipe di geologi e astronomi. Questo brand è collegato a dei monitoratori che guardano, scrutano lo spazio giorno e notte. La Terra viene colpita tante volte al giorno da corpi celesti, sassi, chiamiamoli un po' come vogliamo. Tutto quello che non cade in mare e arriva nella Terra, da loro viene più o meno calcolata la traiettoria, il più vicino si reca, la prende e dopo comincia un'altra fila molto lunga per la classificazione. Artigiani travolti tuttavia dalla profonda crisi prodotta dalla pandemia da Covid-19 e che si protrae dall'acqua alta del 12 novembre 2019. Come si è potuto resistere? Come si è potuto resistere? Stringendo tanto i denti, facendo tanta fatica, tenacia e cercando di tener duro. Adesso speriamo che le cose si muovano un po' di più perché è stata veramente dura ed è ancora dura adesso perché come ben sai ci sono sì un po' di turisti però. La speranza è che questi piccoli pezzi di cielo ancestrali possano tornare a brillare di nuovo su Venezia portando nuova luce legata alla riposta speranza di una veloce ripresa economica. Resistiamo, resisteremo. Veneziano è tenace. Siamo arrivati al termine, a me non rimane che salutarvi, lasciarvi ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. È un inizio d'estate un po' zoppicante per così dire, con ancora molti acquazzoni che non garantiscono un'assoluta stabilità del tempo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 11 giugno. Sul Veneto in mattinata avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, ma con sole prevalente. Col passare delle ore più nubi sui settori montani e pedemontani, dove saranno possibili anche dei temporali. Precipitazioni che non si escludono poi anche fin verso le aree pianeggianti limitrofe. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi invece compresi tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente avremo bel tempo, ma a seguire vedete piogge piuttosto diffuse un po' dappertutto. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 24-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui spiccata variabilità con parentesi più soleggiate alternate ad altre decisamente più piovose.
Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime infine vedete sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.